Numero 67. Avvisiamo la spettabile clientela che per entrare al supermercato bisogna munirsi di biglietto di numeretto che trovate sulla chiocciola rossa. All'uscita del supermercato anche abbiamo messo delle bottigliette d'acqua per chi ne avesse necessità. Anche lei in coda dovrà aspettare a lungo. Purtroppo ne ho 25 davanti. Ho circa 52 persone prima di me, quindi la fila è lunga, dobbiamo rispettare le regole. Per il momento speriamo che finisca presto, aspettiamo solo questo. Altri 30 persone. Hanno preso d'assalto questa mattina. Sì, sabato d'altra parte era prevedibile una cosa del genere. Sono rimasto sorpreso anch'io, sinceramente le ultime 2 volte che sono venuto saremmo stati in 20 persone, ma farla grande. E a vedere tutto questo lavoro qui, stavo quasi per girare la macchina e tornare indietro, dico intanto morire di fame non muoio. Un po' di coda e poi la spesa di una settimana intera però, quindi un paio d'ore diciamo così. Ha aspettato a lungo? No, non tantissimo. Hanno preso d'assalto i supermercati oggi. Un po' di più del solito, però non gran cosa, diciamo. No, secondo me no, ho visto tranquillo qua. Sono in coda perché io sto aspettando 600 euro, che sono un imprenditore da Treviso e da un mese che aspetto 600 euro, ma non ho visto mai. Più ho 6 dipendenti in casa di migrazione e non sappiamo nulla quando arrivano. Fino a che non ho 600 euro non devo comprare niente, vedi? E quando arrivano 600 euro? Da un mese e ho 6 dipendenti io. E occupiamo con alberghi, con ristoranti e non abbiamo nessuna speranza per lavoro. Che Pasqua sarà? Basta rassegnarsi un po' alla faccenda. Non c'è niente da fare, inutile protestare o altro. Siamo così e dobbiamo sopportare tutto.